Allora, miele, zucchero, l'albume e infine le mandorle. Tante mandorle. Milioni di mandorle. Benvenuti a Cologna Veneta, la città del mandorlato. Quando si avvicina la stagione autunnale, in città è come se si vivesse una sorta di dolce fermento, perché i mandorlatieri si mettono al lavoro, si accendono le caldaie e si selezionano gli ingredienti che serviranno per dar vita ancora una volta all'antica ricetta di Antonio Finco, questo farmacista che ormai quasi 2 secoli fa riuscì a elaborare questa ricetta che per primo Italo Marani nel 1852 riuscì a tradurre in produzione vera e propria. Ancora oggi sono le famiglie a portare avanti questa tradizione che, pensate, è passata di generazione in generazione, tramandata per passione e per orgoglio colognese. Oggi, il giorno del mandorlato di Cologna Veneta, è l'8 dicembre, perché è quello il periodo in cui si svolge l'ormai tradizionale festa del mandorlato che richiama da ogni parte del nord Italia migliaia e migliaia di visitatori e appassionati. Quest'anno purtroppo a causa del Covid è una festa che non si può tenere e questo insomma un po' di rammarico l'ha generato. Lei di Cologna Veneta, vediamo se come si riconosce il buon mandorlato? Così. Così, è il dolce migliore che c'è ed è anche il mio preferito naturalmente. Cosa vuol dire non avere la festa quest'anno, Manuel? È una cosa grave, triste e importante al contempo, perché come il dolce è così buono e dolce, lo era anche per la nostra comunità. La festa del mandorlato è la festa che ci rappresenta noi colognesi, rappresenta un po' tutti e ci dà modo anche di coinvolgere in quei giorni tutta la cittadinanza, è proprio sentita oltre che bella e partecipata, quindi non avere questa festa è non avere un momento per noi colognesi così rappresentativo e significativo. Avete mai provato ad assaggiare il mandorlato caldo, morbido, appena estratto dalla caldaia, avvolto in un foglio di cialda? Ve lo ripeto, un'esperienza straordinaria, ma non soltanto per la bontà innegabile del prodotto, ma anche per il fatto che sapere che quello che stai mangiando è il frutto di una cultura che arriva da così lontano nel tempo è un'emozione ed è una cultura che loro stesso portano avanti. Sono stati i produttori a garantire la longevità del mandorlato fino ai nostri giorni. E poi questi stessi mandorlatieri, come è giusto che sia, hanno cominciato ad applicare anche la creatività al prodotto mandorlato, continuando a produrre la formula classica, ma anche accostando altre creazioni con forme particolari di richiamo natalizio, con i tranci, con altre modalità. Tutto comunque in funzione dell'impreziosimento del prodotto mandorlato di Cologna Veneta. Andare in giro per i laboratori è un'esperienza tanto divertente, ma proprio tanto, ma tanto. Questo prodotto che vi connota così tanto ha una giusta riconoscibilità? Ma credo che la giusta riconoscibilità ci sia a livello locale, sicuramente i colognesi e nelle zone circostanti. Già nel veronese comincia, man mano che ci si allontana da Cologna, un po' si perde così la possibilità di averlo davanti agli occhi e quindi di portarlo al palato.
credo che si potrebbe fare qualcosa in più per permettere di valorizzarlo. È vero anche che è un tipico dolce così colognese e quindi locale. C'è modo di pensare a un marchio o un qualcosa che identifichi a livello ufficiale e istituzionale il mandorlato di Cologna Veneta? Sì, come amministrazione abbiamo prodotto la Deco, era già un progetto di amministrazioni precedenti e quindi l'abbiamo portata a termine. È chiaro che i produttori non sono multinazionali, sono artigiani, sono le persone che combattono tutti i giorni per la produzione del mandorlato, per quella che è la loro esposizione e il loro commercio, quindi la piccola dimensione in questo caso non aiuta, però vediamo piccoli passi si stanno così facendo. Agli inizi la festa del mandorlato era fatta soltanto di pochi banchetti. L'anno scorso, nel 2019, qui a Cologna Veneta sono arrivate decine e decine di migliaia di persone, il che ha presupposto un'organizzazione importante, efficace, sicura, tutti i requisiti che dovevano essere rispettati per accogliere un numero così importante di persone. Ma loro ce l'hanno fatta. La Proloco, con Ivana Pozzana, presidente, e tutti i suoi collaboratori, ma anche i mandorlatieri, insomma è stata una comunità che si è stretta attorno al suo prodotto tipico. E non a caso sono stati premiati. Cosa sente una come te, presidente della Proloco, ma soprattutto una di Cologna Veneta, quando comincia a arrivare settembre, ottobre, che si sa che nelle botteghe si comincia a lavorare? C'è questa attesa? Sì, c'è un'attesa grande per tutti, per trovare qualcosa di nuovo. Per noi come Proloco è cosa inventare di nuovo per stimolare la gente a essere sempre più contenta e stimolare di arrivare a Cologna Veneta. È un'emozione grande. Io direi 4-5 feste che facciamo all'anno, questa è proprio quella più emozionante di tutte. Forse il clima, forse il prodotto, il tempo, un po' tutto, ecco, questo stare insieme tutti quanti. Io vedo tanto coinvolgimento tra i produttori, intanto sinergia con i produttori, tra gli abitanti anche di Cologna Veneta, tra gli uffici comunali, tra noi Proloco, siamo tutta una famiglia. Cominciamo a lavorare a settembre, finiamo a dicembre, proprio tutto questo coinvolgimento di sentirci quasi ogni giorno, di risolvere un problema, poi ce n'è un altro, poi si va alla grande, insomma. Quanta gente richiama la festa del mandorlato? Tantissima. I numeri proprio non saprei dire, diciamo tanta. Una stima? Penso nelle 4 giornate che abbiamo fatto l'anno scorso, penso che 50.000 persone siano passate per Cologna Veneta. Una fiera talmente importante che avete avuto un riconoscimento eccezionale. Sì, l'Umpli da 2 anni aveva pensato di dare questo riconoscimento a quelle Proloco che sono promozione del territorio, che conosciute anche poco, però fanno tantissimo sul territorio, per premiarle per la valorizzazione del prodotto. Noi ci siamo messi in gioco perché il prodotto era eccezionale, la qualità della manifestazione anche, difatti siamo stati premiati. Siamo andati a Roma il 20 di gennaio in Senato e ci hanno dato questo bellissimo riconoscimento. Ecco, sui nostri 35 anni ricevere questo è stato un orgoglio, insomma, ecco, un riconoscimento diviso tra tutti noi Proloco e il produttore del mandorlato e amministrazione, insomma. Ecco. Insomma, si supererà anche questa brutta parentesi. Si supera senz'altro perché io sono in contatto continuamente con i produttori, loro stanno preparandosi alla grande e sono certa che sono pronti a ospitare tutti quelli che verranno a Cologna Veneta, acquistare il mandorlato, perché niente deve fermarsi, deve andare avanti, sempre. Sono d'accordo con voi. Sentir parlare di mandorlato e assaggiarlo sono due cose molto diverse. Allora, quest'anno la festa non c'è, ragazzi, però guardate che il mandorlato c'è perché nei laboratori i produttori continuano a produrlo. Quindi se volete veniteci a Cologna Veneta, che qua i punti vendita non mancano. Ma il sindaco ha pensato anche un'altra cosa. Dove non si può apprezzare materialmente il mandorlato, lo si può fare virtualmente. Insomma, sarà una piccola consolazione, però intanto aiuta a farci entrare in questo mondo. Salvo poi venire a Cologna Veneta, mi raccomando.
Abbiamo pensato di farla sì lo stesso, in maniera virtuale. Pubblicheremo sui profili social del comune quelle che sono così delle foto delle feste passate e magari chiederemo anche alla cittadinanza di inviarci le loro testimonianze se ne hanno, e quindi potremo farla in maniera virtuale. Non sarà come in presenza ovviamente, ma così ci aiuterà a pensare e poi a guardarle mangiando del mandorlato. Può prendere un altro cappuccino, può prenderlo. Mangio, è buono Stefano, veramente lo so. Non ho dubbi. Insomma, quello attorno al mandorlato è un viaggio straordinario, un viaggio che parla di storia, di passione, di equilibrio, di sapori. E anche se la festa non c'è, il prodotto comunque lo potete trovare, perché i mandorlatieri sono all'opera, come vi dicevo. Mandorlato come questo qua, eccolo qua. Era le tutto ancora che giro Ivana. No, distanza. Ho capito, ma non per me che te impegni no. tanto. È mio questo, è mio. È scappato. Ciao ragazzi, venite a Cologno Veneta, avrete senz'altro più fortuna di me. Ciao ragazzi. Adesso te ciapo Ivana però.